Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo i nati del 22 febbraio e quali influssi questi nati ricevono dalle costellazioni e dagli astri. Come di consueto però, prima di cominciare vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube se ancora non l'avete fatto e di iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano se ancora non l'avete fatto. Grazie. Questi nati hanno delle caratteristiche molto particolari, poiché hanno un elemento terra importante che corrisponde alla loro stella capo, in questo caso appunto la prima costellazione visitata dalla Luna in questa giornata è la costellazione Vergine ed è dunque la loro stella capo, cioè la stella, la costellazione che per prima apre il viaggio della Luna in questo giorno e dunque in questo viaggio ovviamente si estrapola un elenco di costellazioni che corrisponde appunto al quadrato di nascita. Detto questo, per i nuovi arrivati sul canale, valutiamo anche altri aspetti. Abbiamo detto appunto questa costellazione che per prima viene visitata dalla Luna ed è la Vergine oggi e abbiamo un dominatore del mese, vale a dire un astro molto forte, soprattutto in questo mese dell'anno, in febbraio, che attraverso la costellazione Pesci è Giove. Dunque abbiamo questi valori principali e una opposizione che è portata dalla costellazione Cancro. Dunque questi nati presentano forti valori di acqua e un valore di terra, però in una costellazione diciamo di terzo gruppo, dunque considerata leggermente inferiore. Cosa vuol dire questo? Che a livello caratteriale questi nati mostrano di essere intelligenti, semplici, distinti, ordinati, precisi, metodici, questo è portato appunto dalla costellazione Vergine, previggenti e questo è un buon binomio tra Vergine e Cancro che comunque tende o deve impegnarsi nel pianificare per il futuro e pensare appunto non solo all'oggi ma a costruirsi una stabilità anche nel tempo e questo dunque è sicuramente uno degli obiettivi di questi nati, quello di poter stare tranquilli pensando al futuro. E come staranno tranquilli pensando al futuro, questi nati in particolare, pensando male, vale a dire che si metteranno davanti sempre tutte le difficoltà possibili o che loro ritengono essere possibili proprio per poter pianificare tutte le vie di fuga o il piano B, C, D e dunque non trovarsi mai impreparati e poter affrontare il loro futuro e insomma il percorso che li attende. Sono comunque persone religiose, pacate, dall'animo mite, dunque sono sicuramente delle persone corrette con cui avere a che fare. È possibile che abbiano una debolezza cerebrale, non dico che siano, cioè voglio dire che probabilmente nel tempo la testa risulterà essere un pochettino più soggetta di altre aree del corpo a qualche problematica, probabilmente devono rafforzarsi con delle integrazioni di fosforo o qualcosa che rinforzi la loro memoria, comunque qualche cosa in questo senso e se non ve ne siete mai accorti magari è bene che invece vi rafforziate in questa direzione. Detto questo, è possibile che alcuni di questi nati scelgano il percorso di ragioneria oppure di agraria, altri non andranno molto lontano negli studi, però dal punto di vista del lavoro o del ruolo che sceglieranno è possibile che si impiegheranno nel settore dell'abbigliamento o l'arredamento, alcuni nell'estetica o nei saloni di parrucchiere e così via. Dunque è possibile per tutti comunque questi nati realizzare, non dico un'immensa fortuna,
ma una posizione discreta, senza né infamia né lode. Dunque, dal punto di vista economico, salvo diverse predisposizioni date dai pianeti dominatori del giorno settimanale di nascita, dell'ora di nascita e dunque altre caratteristiche totalmente personali che distingue i nati dello stesso giorno, dunque salvo queste indicazioni, generalmente, scusatemi, salvo queste indicazioni che comunque possono ribaltare, migliorare o anche peggiorare in alcuni casi questa media che abbiamo appena previsto per questi nati, comunque non avranno grossissime difficoltà, non avranno chissà che fortuna, però se la caveranno. È soltanto necessario avvisare questi nati della possibilità che esistano momenti di pericolo di fuoco non gravi e anche qualche lite giudiziaria intorno ai 40 anni, 42 circa, e se non dovesse esserci appunto una questione giudiziaria verso quell'età, è probabile che questo influsso in quel periodo di tempo possa manifestarsi come un incidente con ripercussioni alle gambe, ma non grave. Ok, questo è quanto. Io ringrazio tutti per l'ascolto, vi ricordo che se volete una personalizzazione potrete contattarmi per un consulto in privato oppure per uno studio scritto e anche qui ci potremo accordare. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, per il vostro sostegno, mi raccomando, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale YouTube del Marietto Veneziano, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi anche al mio canale YouTube. Grazie e alla prossima!